La Democrazia Cristiana, primo partito a Favara che elegge ben 3 consiglieri comunali, ottimi risultati anche nelle altre città dove si è presentata. Presidente Cuffaro, è un ritorno al passato o sono solide basi che rilanciano per il futuro? La Democrazia Cristiana è un partito storico, dal cuore antico, ma che sta coniugando la sua vita in chiave moderna, in chiave di giovani e di tante donne che stanno militando nella Democrazia Cristiana nuova. A Favara un successo straordinario, siamo il primo partito, ma all'insegna della solidarietà, dell'impegno, della disponibilità nei confronti delle persone, ma soprattutto all'insegna del rigore morale e della legalità. Quella legalità che credo abbiamo il dovere non soltanto di parlarne, ma anche e soprattutto di vivere, di comportarci legalmente, perché la Democrazia Cristiana nuova non deve fare gli errori che ho fatto io, deve essere un partito che guardi con profondo rigore morale all'impegno, spiegando alle persone che la storia, la cultura, l'idea, l'amore per le cose, l'amore per la città, la difesa dei valori, della famiglia, degli anziani, della solidarietà, sono le scelte che dobbiamo portare avanti e che devono essere il vivere del nostro impegno quotidiano. In tutte le cose che riescono bene uno cerca di trovare qual è stato il segreto, qual è stata la strada giusta da intraprendere e a volte anche quali sono state le contingenti che hanno portato a questo risultato. Qual è la riflessione di Totò Cuffaro? La riflessione che faccio a Favara, ma che ho fatto dovunque la Democrazia Cristiana ha avuto un buon risultato e dovunque ci siamo presentati, è che noi abbiamo rivoluto portare nella scheda elettorale un'idea, abbiamo voluto ridare ai siciliani la possibilità di esprimere un voto ideologico. La politica purtroppo negli ultimi anni ha espresso un voto di bisogno, un voto di business, un voto di interesse, un voto di protesta, ma non è vera politica quella che non dà la possibilità alle persone di votare un'idea, di scegliere la persona che quell'idea possa portare avanti. Ecco, noi abbiamo riportato la Democrazia Cristiana nella scheda elettorale sapendo che dentro quel simbolo della Democrazia Cristiana ci sta la famiglia, ci sta la solidarietà, ci sta l'aspetto ideologico dell'impegno da cristiani, ci sta soprattutto la voglia di essere in linea con la dottrina sociale della Chiesa, ci sta tutto quello che serve perché la gente possa tornare ad avere la convinzione che il nostro sia un partito di valori e non di interessi.